questo governo, mentre non fa nulla per gli stipendi, per le liste d'attesa negli ospedali, dei 209 miliardi che abbiamo portato all'Europa, addirittura ne ha spesi sin qui solo 70. Noi siamo indietro su tutto, siamo indietro per quanto riguarda, sono stati cancellati tantissimi asili nido, tanti tagli per la sanità. Questa è un'occasione storica che stiamo perdendo, sono davvero incapaci. Allora, Presidente, alla Lamezia Terme per sostenere la candidata del centrosinistra, una scelta di campo largo, insieme al PD. Ma guardi, è una scelta giusta, poi le ulteriori aggettivi metteteci voi. Di fatto qui c'è un progetto, c'è una coalizione che si è raccolta intorno a degli obiettivi chiari, precisi, e vorrei sottolineare che assolutamente, data anche la condizione storica di questa comunità, è un progetto che nasce anche da un'asticella molto alta per quanto riguarda l'etica pubblica, per quanto riguarda il principio di legalità, il contrasto del malaffare ovviamente e della corruzione. E poi c'è un interprete assolutamente affidabile, una persona che si è già distinta in passato, si è già cimentata a livello qui locale e anche nazionale, quindi assolutamente affidabile, la candidata all'Omoro. Quindi Lamezia è un progetto che potrebbe essere anche una apripista per costruire l'alternativa ai governi delle destre. Guardi, qui non è solo Lamezia, noi ovunque lavoriamo per un'alternativa a queste forze di destra che peraltro adesso si stanno cimentando a livello nazionale da ben 3 anni e stanno facendo precipitare il paese in condizioni di grandi difficoltà economiche. Questo vale per le imprese, vale per i cittadini e sono dati oggettivi certificati dall'Istat. Poi ogni tanto abbiamo una Presidente Meloni che estrapola qualche dato e si vanta di successi che solo lei conosce, il giro e la cerchia dei suoi amici e amichetti. Perché tutti gli altri italiani che io qui incontro, alla Lamezia e da nord a sud, dimostrano evidentemente di pensarla in modo completamente diverso. C'è un malcontento diffuso, ripeto, certificato dai dati dell'Istat. Ci sono polemiche all'interno del governo, della coalizione di governo, tra i partiti, verso mandato eccetera, e poi il ministro Salvini un paio di giorni fa qui, sempre dalla Lamezia, ha parlato del ponte sullo stretto, di fondi e di alta velocità. Adesso però ci sono altri rilievi che vengono fatti anche a livello istituzionale. Ma guardi, non mi meravigliano i litigi all'interno della maggioranza, sono abilissimi a tenerli, come dire, nascosti, però purtroppo adesso man mano che si va avanti stanno ovviamente deflagrando. L'ultima volta, pensate un po', in Consiglio dei Ministri, i ministri della Lega e quindi il vicepresidente del Consiglio dei Ministri ha votato contro gli altri ministri. Perché? Perché una coalizione che è mantenuta insieme è cementata dal potere, quando si tratta poi di posti di potere come era quest'ultima votazione, poi chiaramente si infiamma, si infuria, si divide e litigano. Ma c'è un dato che supera tutto il resto, qualsiasi altra valutazione, la loro conclamata incapacità. Sono 3 anni di governo, sin qui ha detto che era stato Conte, saltando a pie pari il governo Draghi era sempre colpa di Conte. Poi per qualsiasi problema era colpa delle cavallette, era colpa del maltempo, era colpa di qualsiasi evento catastrofico a livello nazionale e internazionale, però sono 3 anni che governa, 3 leggi di bilancio e il disastro economico-sociale è sotto i nostri occhi. Se ne assumerà la Meloni la responsabilità? Lei no, ma gli italiani sono ben consapevoli. A livello regionale, col Presidente Occhiuto, anche più o meno allo stesso tempo di governo, quello, che impressione ha del governo regionale? Ma guardi, io raccolgo molto malcontento perché i problemi storici anche della Calabria non sono superati. È una terra a cui noi del Movimento 5 Stelle dedichiamo tantissima attenzione. Io vengo tante volte, sono venuto tante volte e lavoriamo costantemente con grande umiltà perché si possa davvero imprimere definitivamente una svolta, e lo dico, siamo anche pronti ad assumerci una responsabilità in prospettiva, una responsabilità per il governo di questo territorio. Vorremmo veramente, stiamo lavorando tantissimo
a livello territoriale delle comunità locali per cercare di costruire un progetto serio e finalmente per recuperare a pieno titolo la Calabria nelle regioni che corrono anziché rimangono indietro. Quando dice di responsabilità indica leader di una coalizione di centrosinistra che sfidi il centrodestra alla regione? Ma guardi, noi non ci sottraiamo a qualsiasi responsabilità, ovviamente è assolutamente prematuro per stare qui a dire chi sarà e non sarà, voglio dire, a competere in prospettiva. L'importante adesso è costruire questo progetto alternativo che parte dall'ascolto delle comunità, parte dai bisogni dei cittadini, parte dall'insoddisfazione di chi in questo territorio non riesce a garantirsi quelli che sono principi costituzionali, per esempio il diritto alla salute. Non riuscire a dover andare fuori regione per delle prestazioni sanitarie, essere svantaggiati per le aree interne, paesini che non hanno collegamenti sufficienti dal punto di vista infrastrutturale, far esplodere una vocazione turistica che è nelle corde naturali di questa regione e tante altre cose. Grazie. Grazie.